Presidente Vilnai, lo sport paralimpico, parlare di sport paralimpico non è più tabù e anche i media sembrano finalmente essersene accorti. Sì, negli ultimi 10-12 anni insomma le cose sono davvero cambiate. Siamo partiti da Londra con le Paralimpiadi di Londra, è che ogni 4 anni sarebbe un po' poco. Certo, è migliorato tantissimo rispetto agli anni precedenti, però anche la carta stampata ha sempre meno spazio per lo sport e quindi ecco, viviamo questo momento, ma non dobbiamo lamentarci perché davvero le cose sono davvero molto cambiate negli ultimi anni. Il Veneto a livello nazionale come si pone a livello di sport paralimpico? Diciamo che il Veneto è posizionato molto bene. Siamo secondi alla Lombardia solo perché la Lombardia ha il doppio di cittadini rispetto al Veneto. Ecco, basta dire i risultati che abbiamo avuto nella ultima Paralimpiadi, che su 100, quante erano 69 le medaglie italiane, ben 26 erano venete, con 17 atleti, quindi basta dire questo dato per dire che siamo ben posizionati a livello nazionale. Ruggero, nel 2023 festeggerai i tuoi primi 10 anni alla guida del CIP Veneto. Come giudichi il tuo operato finora? Beh, ovviamente dovrebbero essere giudicato dagli altri. Personalmente non posso essere che soddisfatto. Abbiamo fatto in questi 10 anni davvero cose molto importanti. Basta dire che noi che siamo impegnati nella promozione di avvicinare più persone disabili allo sport, ecco, su questo campo mi posso dichiarare soddisfatto. Abbiamo fatto negli ultimi 5 anni 2 censimenti, 2015 e 2020. Bene, in questi 5 anni abbiamo raddoppiato sia le società che gli atleti, da 130 società che avevamo, siamo passati a 260, a 1000 atleti praticanti nel Veneto a oltre 2000. Noi vogliamo ampliare questi numeri e siamo impegnati proprio per questo. Quali sono le maggiori difficoltà per chi vuole praticare sport paralimpico? I problemi sono tanti, perché fino adesso i nostri 2000 atleti che abbiamo adesso che fanno attività agonistica sono gli atleti più coraggiosi. Adesso dobbiamo stanare, tirare fuori dalle famiglie, convincere queste persone con disabilità quelli che sono più titubanti. E quali sono i motivi? I motivi molto spesso sono proprio la distanza, per esempio. Un atleta paralimpico, una persona disabile per avvicinarsi, per andare a fare allenamento, deve fare 150, 200, 250 km e quindi questo è davvero un freno. Poi ci sono una certa percentuale di persone che pensano di non potercela fare. Poi c'è anche l'aspetto economico e così via. Quindi ecco, noi dobbiamo smussare tutti questi problemi per aumentare il numero. C'è una parola che possa sostituire l'aggettivo disabile? Ma io non credo. L'aggettivo disabile basta che sia preceduto dalla persona con disabilità. Riconoscere la propria disabilità non è certo negativo, anzi chi non ha delle diversità, chi non ha delle disabilità. Quindi ecco, non dobbiamo nasconderci insomma dietro un dito. Siamo disabili, però sono una persona principalmente.